È ufficialmente iniziata la stagione 2019-2020 della Chiovene Padova. Davanti a diversi tifosi giunti alla Chiovene Arena, i bianconeri hanno iniziato ad allenarsi in vista della prossima Superlega Credenbanca, che prenderà il via ufficialmente il 20 ottobre in occasione della trasferta a Modena. Gli obiettivi li vedremo un po' strada facendo, chiaramente abbiamo degli inserimenti che sono graduali perché non abbiamo a disposizione tutti i giocatori. E sappiamo che andremo ad affrontare un campionato molto difficile, già l'anno scorso era un campionato di altissimo livello, quest'anno probabilmente sarà ancora il livello più elevato e diciamo che come inizio di attività sicuramente sarà quello di ricondizionare i giocatori dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista tecnico. E diciamo che se all'inizio della Superlega non c'erano tutti i migliori giocatori al mondo, ormai in pratica è il campionato dove militano, se non tutti ma quasi tutti i giocatori più importanti, per cui insomma questo spiega un po' da sé la valenza e la bontà del campionato. Al raduno era presente anche Cinzia Businaro del Comitato Territoriale FIPAV di Padova, che ha rivolto il suo in bocca al lupo alla squadra. Solo 4 gli assenti, impegnati con le rispettive nazionali, gli schiacciatori Barnes, Ishikawa e Randazzo, oltre al libero Danani. Nel reparto schiacciatori siamo un po' scoperti per quanto riguarda la preparazione, per cui lì dovremo cercare di comunque di far fruttare il lavoro che facciamo in palestra e anche le amichevoli, nonostante non abbiamo i giocatori più importanti in posto 4, però insomma io confido nel fatto che chi li sostituirà, in particolare i giovani, si facciano trovare pronti e presenti. È ripartita inoltre la campagna abbonamenti DNA Bianconero. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere direttamente online visitando la pagina www.pallavolopadova.com. Nelle prossime settimane verranno comunicate le prime sfide amichevoli della stagione.